Signore e signori, buonasera, benvenuti a questa edizione speciale del TGP. Sta bene, Rica. Cominciamo subito con una notizia del giorno, con un comunicato ANSA. La capitale dell'Albania, Tirana, è caduta nelle mani del generale rivoluzionario Pippo Ruioschi. Dato l'enorme peso della città e la violenza della caduta, le mani del generale sono rimaste mostruosamente schiacciate. Santa Ninfa. I tutori dell'ordine hanno arrestato un anziano ottantenne che, spinto dal suo bisogno, aveva rubato un pacco di carta igienica. Un sottile strato di ozono ha deciso di querelare ambientalisti, naturalisti e termogeografi per averlo più volte offeso pubblicamente, soprattutto in occasione delle dimensioni del suo buco. Un elicottero precipita su un cimitero. I primi ad accorrere sul posto sono stati i carabinieri del più vicino distretto, che hanno già recuperato oltre 300 vittime. Passiamo all'ultima notizia della serata. Si è svolta a Trapani nei giorni scorsi la gara interregionale delle donne GT. Grandi te. La manifestazione si è tenuta al Palailio di Trapani, con la partecipazione di 69 iscritte. Gravi disagi per le condizioni delle partecipanti si sono verificati in mezzo all'enorme folla maschile che si era raggruppata davanti al botteghino, un'enorme confusione. Delle 69 partecipanti, solamente 23 si sono classificate e solamente 7 sono state premiate. Vediamo quindi la classifica delle 7 atlete che hanno ricevuto il trofeo GT. Reggi Milli, 32 anni, trapanese, si è classificata al 7° posto. Milli Teni, 28 anni di Marsala, si è classificata al 6° posto. Mina Vascia, 25 anni di Castelvetrano, si è classificata al 5° posto. Zinna Squarata, 29 anni di Valderice, si classifica al 4° posto. Nenna Micare, 24enne di Campobello di Mazzara, arriva al 3° posto. Rosi Lappoia, 30enne marsalese, si classifica al 2° posto. La vincitrice è stata invece Minni Surate, 27 anni di Mazzara del Vallo. Per il lieto evento verificatosi, noi del TGP siamo andati a Trapani per intervistare le 7 atlete che sono state premiate ed interrogare anche alcune persone del pubblico. Per sentire le loro opinioni ci colleghiamo quindi con il nostro inviato speciale Jaco Mani. I servizi. Sì, Alberto, qui Iacomani, sono al Palailio di Trapani e sto per parlare ed intervistare la 7ª classificata della gara svoltasi l'altro ieri. Ciao Reggi. Ciao Iacomani. Allora Reggi, che cosa ne pensi di questa gara che si è verificata l'altro ieri qui al Palailio di Trapani? Ma penso poteva andare meglio. Cioè la tua impressione è questa? Sì. Come mai Reggi? Ma perché tra la prima classificata e me non è che ci sia poi stato tanto... Differenza, dici? Sì, esatto. Certo, noi notiamo naturalmente dalla immagine che la tua praticamente presentazione non ha, diciamo, granché di differenza con la prima, però intanto lei è arrivata al 1° posto mentre tu al 7°. Come mai, secondo te? Secondo me perché io non ho avuto nessun gancio e invece la prima classificata ha fatto capire che aveva qualche amicizia in più. Esatto. Cioè tu vorresti dire praticamente che la gara era truccata, in poche parole? Sì, non dovrei dirlo, però lo penso. E come mai? Da che cosa? Ma da sguardi... Da sguardi indiscreti? Sì. Vabbè, ma gli sguardi potevano anche essere verso di te. No, perché io sono una persona seria. Certo, lo vediamo anche dalle immagini. Esatto. Ti ringrazio Reggi, una buona serata. Grazie anche a te Iacomani. Mi trovo qui insieme all'arbitro praticamente della gara svoltasi qui al Palailio. Salve. Ciao Iacomani. Allora, noi volevamo sapere una tua impressione
impressione per quanto riguarda la gara che si è svolta nei giorni scorsi qui al Palailio? Ma penso che sia stata una gara dove rispecchia talmente le prestazioni delle settime ragazze in gara, quindi credo che sia stata una... Secondo te è stata una gara regolare a tutti gli effetti oppure ci sono state qualche favorità? No, assolutamente no, la classifica rispecchia pienamente praticamente il risultato, quindi abbastanza bene. Come li trovi le partecipanti? Ma sono tutte abbastanza carine, simpatiche, certo, indubbiamente non è che si può lasciare contenti tutti, magari la settima classificata avrà qualcosa da ridire, ma penso che in linea di massima rispecchia perfettamente le prestazioni. Come formosità invece dalla prima alla settima classificata, secondo te chi è che rispecchia più? Ma c'è una domanda un pochettino così, però la prima e la seconda, ecco, credo che la giuria, cioè non dovrei dirlo, abbia preso anche in considerazione questo fatto. Va bene, ti ringrazio. Grazie a te, ciao ciao. Alberto, sono qui praticamente con la sesta classificata, Milli. Ciao Milli. Ciao Iacomani. Allora Milli, sei contenta del tuo sesto posto? Sì, sono contenta, però sinceramente parlando dovevo essere, diciamo, pensavo di arrivare nei primi, non dico il primo posto, ma magari il secondo e terzo posto. Quindi la gara come la giudichi tu? La manifestazione praticamente secondo te com'è stata? Bene, però la giuria è stata male, non sa, secondo me, cioè valutarla bene. Esatto. Tutto qua. Va bene Milli, cosa potresti dire praticamente in onore delle 7 partecipanti? Delle 7 classificate, scusa. Cioè, che posso dire? Che diciamo io che potevo essere magari un terzo posto e così anche per le altre. Cioè secondo me hanno fatto, diciamo, la giuria ha sbagliato tanto. Cioè vorresti dire che è stata truccata la gara? Sì, bravo, proprio. Perfetto. L'hanno truccata. E noi ti vogliamo così, sincero. Va Quindi bene. secondo te la gara è stata truccata? Sì, proprio, l'hanno truccata. Va bene Milli, ti ringrazio. Grazie a te, ciao. Ciao. Sì Alberto, e mi trovo qui insieme a un testimone della gara che si è svolta nei giorni scorsi qui al Palailio di Trapani. Buonasera. Buonasera. Lei ha visto praticamente la gara che si è svolta al Palailio? Ho visto, sì. Lei praticamente è testimone della premiazione. Sì, ma il primo posto per me era vendo quella del terzo posto perché le mie erano più grosse queste. Ho capito, secondo lei tra la prima e la settima classificata chi meritava? La sesta. Secondo lei la sesta classificata è stata molto più apprezzata? Certo, perché aveva pure una sesta di minne abbastanza giusta. Esatto. Ecco. La prima classificata le è piaciuta? Un tanto, tutto sicca. Esatto. E la seconda? La seconda, poteva, ma la sesta mi piace la sesta. Cioè, lei praticamente è innamorato della sesta classificata? Sì, Secondo lei praticamente doveva vincere la sesta classificata? certo. Ossia Milli? Mille, perché mille dopo. Esatto, lei praticamente ha optato per Milli? Certo. E come l'ha presa questo giudizio che hanno dato i giudici? Tanto c'è un voto. Ci ho dato 7 ci ho dato. Perfetto, la ringrazio. Prego. Alberto, sono sempre qui al Palailio, mi sto rivolgendo con un testimone della gara che si è svolta qui al Palailio. Buonasera. Buonasera. Allora, secondo lei la gara che si è svolta nei giorni scorsi com'è stata? Ma è stata stupenda, è stata molto bella. Sì, perché ci sono state delle ragazze che avevano le giberne, chi grosse, chi lunghe, chi più ne ha più ne mette. Ma secondo lei, mi scusi, nelle 7 classificate, dalla prima al settimo posto, secondo lei chi meritava il trofeo? Ma di sicuro la signora Minni. Cioè secondo lei praticamente Minni meritava il posto che ha preso? Sì, senz'altro. E che cosa ne pensa invece di Rosy al secondo posto? Ma Rosy aveva le giberne molto lunghe, le avevano per terra. Esatto. C'è stata praticamente in questa setta classificata qualcuno che l'ha attirato molto di più? Ma la maggior parte mi ricordi il nome Reggi? la signora Reggi, sì. Perfetto, la ringrazio. Prego, buonasera. Ed ecco qua un altro testimone della gara che si è svolta sempre al Palailio di Trapani. Buonasera. Buonasera. Allora, lei
invece che cosa ne pensa della gara svoltasi nei giorni scorsi? È stata una cosa eccezionale, molto molto bella. Secondo lei chi meritava di vincere? No, secondo me Minni è stata la migliore in assoluto. Poi c'era anche Rossi che andava bene e con Neima pure. 3 ottime posizioni. Durante tutta la manifestazione, naturalmente, lei che cos'è che ha provato? Un bene di Dio c'era. Perfetto, la ringrazio. Buonasera. Sono qui con un altro testimone della gara, buonasera. Buonasera. Come ha preso praticamente la notizia della premiazione del primo posto di Minni? Minni mi è piaciuta tantissimo, volevo fare la premiazione a casa mia, direttamente. Cioè, secondo lei sono state tutte all'altezza? Sì, sì. Cioè la classifica secondo lei è stata corretta? L'ultima mi è piaciuta. C'è stata qualche scorrettezza tra i giudici secondo lei? No, no, sono tutte belle. Perfetto, grazie. Ed ecco qui un altro testimone, buonasera. Buonasera. Allora, che cosa ne pensa di questa gara svoltasi al Palaiolo di Trapani? È una bellissima gara, una bellissima gara. E per me questa Min è la prima classificata, è una bella ragazza. Ma secondo lei di tutte e 7 classificate chi è stata la migliore? È la prima Min. Sì. La seconda le è piaciuta? Sì, sì, perché aveva bellissime tette. Sì. Ma diciamo le tette di suo gradimento di queste 7 partecipanti, 7 classificate, secondo lei chi è stata la migliore? Mina. Perfetto, la ringrazio. Grazie, buonasera. Insieme a Mina, ciao Mina. Ciao. Allora Mina, sei contenta praticamente del tuo quinto posto? Sì, sono contenta. Non hai niente da dire praticamente sulla manifestazione? No, a posto, tutto a posto. Sei rimasta contenta? Sì. Anche del giudizio che hanno dato la giuria? Sì. Secondo te è stata una manifestazione corretta? No, penso un po' truccata. Ah sì? Sì. Che cos'è che te lo fa pensare, Mina? Cioè te ne sei accorta magari dalla faccia dei giudici? Sì. Quindi secondo te era un concorso truccato? Sì, per me sì. E tu sei, come ti ripeto la domanda iniziale, sei contenta di essere arrivata al quinto posto o secondo te ti meritavi di più? No, meritavo questo. Ti meritavi questo? Sì. Va bene, ti ringrazio Mina. Prego, ciao. Ciao. Allora mi trovo qui con la quarta classificata, Zinna. Ciao Zinna. Ciao Iacomani. Allora Zinna, dimmi, sei contenta del tuo quarto posto? Assolutamente no. E come mai Zinna, dimmi? Sono scocciata, guarda. Perché? Perché Minni che al primo, ma che ha fatto più di me? Ma io sono dell'originale, lei è rifatta. Ah sì? Sì. Questo noi per esempio non lo sapevamo. E controlla allora, e vedi che è rifatta. Sì, tu dici praticamente che la vincitrice Minni è rifatta. Sì, yes. Quindi secondo te dovevi vincere tu? Io dovevo vincere io, perché sono l'originale. Esatto. Quindi che cosa ne pensi di tutto il concorso? Il concorso secondo me c'è un bla 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 bla. Non lo so, non metto parola. Meglio non andare oltre. Infatti. Ascoltami Zinna, un'altra cosa. Ti ripresenterai nei prossimi concorsi? Certo, mi presenterò perché partecipare e essere sportivi, quindi va bene, mi presenterò. Certo. Va bene Zinna, ti ringrazio, Ciao. Una buona serata, ciao. Ciao. Mi trovo qua con la terza classificata, Nenna. Ciao Nenna. Ciao. Allora Nenna, dimmi, sei contenta del tuo terzo posto? No, per niente sono contenta. E come mai Nenna, dimmi? Perché io mi meritavo magari il secondo posto. E come mai Nenna? Perché non sono contenta perché con tutto questo un bel di Dio che ho, per me questa giuria è falsa. Quindi secondo te era una manifestazione truccata? Sì. E quello che vorresti dire alle 7 classificate che cos'è? Cioè tu praticamente come ti classifichi in queste 7 classificate? Tutti gli altri sono tutti al di sotto di me. Tu sei praticamente l'unica vera. Sì, l'unica. Allora ascolta Nenna, un'ultima cosa, tutto quello che sto vedendo io, che stanno vedendo i telespettatori e che stanno vedendo anche la gente che ci sta circondando, è tutto vero? Sì, tutto vero, verissimo. Perfetto, non c'è niente di esatto. Tutto naturale. Perfetto, grazie Nenna. Prego, buona serata. Anche a te, una buona serata.
Alberto, sono qui praticamente con la seconda classificata, Rosy. Ciao Rosy. Ciao. Allora Rosy, com'è un tuo giudizio sulla manifestazione? Sei contenta della classifica? Sei contenta di essere arrivata al secondo posto, Rosy? No, non sono contenta. E come mai, Rosy? Perché mi piaceva che arrivavo al primo posto. Ma secondo te lo saresti meritato? Certo, penso che si vedeva. Certo. D'altronde le sporgenze ci sono. Ecco, appunto. Secondo te com'è stata tutta la manifestazione? Una tua praticamente panoramica dello spettacolo? Per me è una cosa toccata, perché mi aspettava che arrivavo al primo posto. Perfetto. Ti ringrazio, Rosy. Di niente. E sono qui insieme alla vincitrice, complimenti Minni, ciao Minni. Ciao. Complimenti per la vittoria. Grazie. Devo dire che praticamente la tua vincita è stata praticamente ben accetta, perché si vede d'altronde che infatti. cioè, vediamo praticamente che tu il materiale ce l'hai. La sostanza diciamo c'è, e Esatto. quando c'è la sostanza c'è tutto. Esatto. Cosa vuoi dire alle concorrenti che si sono classificate al di sotto di te? E mi dispiace per loro, ma non ci posso fare niente. Secondo te la scelta che hanno avuto i giudici nel scegliere te, cara Minni, dimmi, è stata corretta? Certo, sicuramente sì. Come mai hanno scelto te? Perché c'è la sostanza, perché lo meritavo veramente. Altro che gara corrotta, qua non c'è niente di corrotto, è tutto vero. Come dire cara Minni, toccare per credere, giusto? Certo, anche se per poco, perché ritorneremo di nuovo. Sì, Minni, sei sempre scherzosa come al solito. Grazie Minni e ci vediamo alla prossima manifestazione. Ciao! Però posso dire una cosa, io fino ad oggi conosco diverse ragazze che si chiamano Minni, però sono tutte superdotate. Eh sì, perché i Minni sono Minni loro. Va bene, amici telespettatori, termina qui l'edizione speciale del TGP, ci vediamo dopo. Ah, sta bene, ciao ciao. Oh yeah!